Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto con replay da Teleeuropa Network. Siamo arrivati al 6 luglio 2020. La copertina, signori miei, la merita il Crotone. Va al Crotone che ha battuto per 3-0 il Benevento. Crotone che è al secondo posto in classifica generale della Serie B. Ha superato il Cittadella, poi parleremo anche dello scontro che ci sarà venerdì prossimo appunto tra il Cittadella e il Crotone, mentre il Cosenza ha perso in casa contro l'Ascoli, una sconfitta che ha lasciato con l'amaro in bocca il presidente della società, tutta la dirigenza, gli addetti ai lavori, anche la tifoseria rossoblù. Il Cosenza aveva due match point importanti, il primo col Trapani pareggiato per 2-2 su titoli di coda con un gol di Asensi, e poi ha fallito in maniera incredibile quella con l'Ascoli. Di questo e di altro parleremo, poi avremo anche telefonate con dei colleghi fuori regione. Di questo e di altro, dicevo, parleremo con il nostro Antonio Clausi di Cosenza Channel. Grazie Antonio per aver accettato l'invito. Salve a tutti, grazie. E grazie a mister Gianluca Gagliardi che sarà qui con noi per descriverci le questioni tecnico-tattiche sia della partita del Cosenza che di quella del Crotone. Grazie Franco, buonasera a tutti. Allora, io direi di andare a vedere immediatamente i risultati con la classifica generale di questa giornata di campionato. Eccoli qua, ringraziamo Luca Chito in regia, ringrazio anche Mario Scarpella, la messa in onda a Cosenza. Come dicevamo, Ascoli 1, Cosenza 0, poi Cremonese batte Pescara 1-0, Crotone Benevento 3-0, Frosinone Spezia 2-1, poi a Perugia il Pordenone è passato per 2-1, Pisa Cittadella 2-0, Salernitana Juve Stabia 2-1, Trapani Livorno 2-1, a Venezia l'Empoli ha vinto per 2-0 e poi pari 1-1 tra Virtus Entella e Chievo Verona. E andiamo a vedere subito la classifica generale dopo questa giornata di campionato che vede sempre al comando. Beh, abbiamo praticamente parlato tantissimo del Benevento di Pippo Inzaghi, avremo con noi Pippo Inzaghi nelle prossime settimane via Skype o via telefono, con 76 punti ormai in Serie A. Il Crotone, dicevamo, dopo averlo battuto, il Benevento è a 55 al secondo posto, ha staccato di 3 lunghezze il Pordenone e Cittadella che seguono a 52, 51 il Frosinone, 50 lo Spezia, 47 la Salernitana, con 46 punti Chievo e Pisa, 45 l'Empoli, 42 la Virtus Entella, 40 il Perugia, poi a 39 troviamo Pescara e Venezia, 37 Cremonese, 36 Ascoli Juve Stabia, 32 il Trapani, 31 il Cosenza e chiude la classifica generale il Livorno con 21 punti che possiamo dire ormai, diciamo, con quasi due piedi in Serie C. Antonio Clausi, facciamo un primo giro perché poi abbiamo un collega, Tonino Raffa, per tantissimi anni alla RAI, ci faremo dire un po' qualcosina come inquadra lui la situazione. A te subito la parola, vai. Beh, sicuramente nelle due gare casalinghe tutti avevamo stilato risultati differenti da quelli che poi sono maturati allo stadio San Vito Gigi Marulla. Se questo punto, in questi 180 minuti, risulteranno poi essere una mazzata per la squadra di Roberto Chiuzzi, lo capiremo solo poi venerdì alla Spezia. Oggi ricominciavano gli allenamenti, chiaramente la squadra deve trovare nello spogliatoio le giuste motivazioni, qualora mancassero, aggiungerei io, per continuare a crederci, per risollevarsi. Ecco le immagini che ci sta mandando appunto anche perché Luca Chito. Anche perché, Franco, il Cosenza aveva disputato davvero un buon primo tempo. Era mancato il gol e poi nella ripresa io leggo nei soliti errori difensivi dove, ribadisco, una retroguardia non all'altezza del campionato e delle ambizioni che aveva quest'anno la tifoseria e il club ha condannato alla nuova sconfitta casalinga, in questo caso l'11 di Roberto Chiuzzi. Gianluca Gagliardi, cosa è successo secondo te dopo un primo tempo discreto nel quale il Cosenza ha costruito 4-5 palle gol purtroppo non sfruttate? Vediamo questa di Dorazio per esempio che è finita sulla traversa, il tiro di Rivière, il tiro di Baez, l'altro di Rivière che praticamente ha, come dire, ha allontanato dalla linea Ferrigra, insomma qualcosina nel primo tempo aveva fatto, poi dopo il gol di Scamacca sul filo del fuorigioco, lì vedremo poi che Casasola ha tenuto in gioco l'attaccante dell'Under 21 che Mancini porterà con sé poi in nazionale, ormai lo sappiamo tutti perché Scamacca è appetito sia dal Milan che dalla Juventus. Gran bel giocatore. Gran bel giocatore, si è un po' sciolto come neve al sole e non ha avuto quella reazione che tutti si aspettavano. Eccolo qua il gol. Mi viene da dire che non è cambiato nulla, Franco, nel senso che... Vediamola qui, eccola qua. Questo è Ninkovic, c'è Casasola che tiene in gioco, Casasola sulla destra che tiene in gioco appunto Scamacca. Il gol è regolare.
stavo dicendo, posso? Prego, possiamo tornare in studio, grazie. Stavo dicendo Mister che Gagliardi. purtroppo non è cambiato nulla perché quella di lunedì, domenica, quando è stata la partita? Sabato. E la fotografia di venerdì, si è giocato di venerdì la fotografia in B si gioca quasi sempre di venerdì. È la fotografia volta di del campionato del Cosenza, no? Nel senso che quanto si pensava che uscisse da una situazione un po' pericolante, Sì. inevitabilmente si è presentato il tonfo. 8 sconfitte in casa la dicono tutti, Franco, non possono essere più un caso, né tantomeno si può mettere in dubbio ogni volta l'operato dell'allenatore o dei singoli giocatori. È un insieme di cose, probabilmente sono i limiti della squadra che quando si arriva o deve fare quel passo per andare oltre quelle che sono i suoi possibilità, puntualmente si blocca. L'errore è insito in questa categoria e si sta verificando in un campionato laddove abbiamo visto che è abbastanza mediocre dal punto di vista della qualità. Sì, grazie a Mister Gagliardi. Allora abbiamo al telefono, abbiamo con noi il primo ospite della giornata qui a Replay a Teleeuropa, Tonino Raffa, Una vita in Rai. Grazie Tonino per aver accettato l'invito. Ci sei Tonino? Un caro saluto a tutti voi, ci sono, vi ascolto perfettamente. Tonino, allora che c'è da dire su di te? 6 campionati del mondo con il giornale Radio Rai, 3 Olimpiadi e addirittura 3 europei, 50 partite di Champions, non dobbiamo aggiungere nulla. Sei tu che ci devi... Abbiamo dato. Hai dato. Sei tu che ci devi praticamente illuminare e dirci qualcosina su questo campionato. Intanto di Serie A, ecco io vorrei farti praticamente parlare un attimino della Serie A. Di Serie A. Campionato finito, diciamo dopo i risultati che sono avuti nel fine settimana? Secondo te con la Juve ormai che ha salutato tutti o quasi? Beh, campionato finito proprio no, ma alcune posizioni mi sembrano già delineate. Il distacco che la Juve ha sulla Lazio è notevole, anche se c'è di mezzo uno scontro diretto, quello del 20 luglio, sì. E tutto potrebbe tornare in gioco. Ma direi che nel giro di 2 settimane si dovrebbe definire tutto. La Juventus si avvia a vincere il suo 9° scudetto consecutivo e a questo punto direi meritatamente, perché la Lazio ha sì sfoggiato un bel gioco per buona parte della stagione, ma non ha nell'organico la ricchezza di alternative che ha la Juventus. Tonino, senti, per quanto riguarda l'Inter, che cosa mi puoi dire? Questa battuta d'arresto di ieri interna col Bologna, ho visto anche Conte... Questo è un flop imprevisto. Devo dire che è presumibile che ci sia un po' di maretta in casa Inter, addirittura lo stesso Conte ha dichiarato di essere lui stesso in discussione. Sì. E una sorpresa, uno di quei risultati imprevisti, però siccome il calcio è anche materia imprevedibile, onore al Bologna che è andato a vincere a San Siro e onore soprattutto a Mihajlovic che continua a battersi come un leone in panchina e a guidare una squadra che continua a sorprendere. Piuttosto l'Inter dovrebbe guardarsi dall'Atalanta che insegue a un punto e potrebbe insidiare ai nerazzurri anche il 3° posto. Questo classifica la mano. Scendiamo in Serie B. Noi abbiamo dato quest'oggi la copertina naturalmente al Crotone che ha battuto per 3-0 il Benevento, 3 gol di Simi che lo hanno consacrato come goleador importante, appetito anche da squadre di Serie A. Inquadriamo il Crotone e poi inquadriamo la situazione del Cosenza che praticamente non è sicuramente delle migliori. Partiamo dal Crotone di Giovannino Stroppa. Sono 2 situazioni opposte. Il Crotone ha ripreso a marciare spedito, anzi secondo me da quando il campionato è ripreso dopo la pausa per il Covid ha pure sprecato qualche punto con 3 pareggi consecutivi, però adesso ha ripreso a correre e ha davanti a sé 2 match che potrebbero essere decisivi. Il match con il Cittadella e quello con il Pordenone, 2 squadre che occupano il 3° posto e inseguono a 3 lunghezze dal Crotone. Superati questi 2 scogli direi che ci potrebbe essere via libera per il ritorno trionfale e meritato in Serie A. A Crotone da anni stanno dimostrando di saper lavorare. Il Cosenza, e qui siamo alle note dolenti. Sì, purtroppo sì. Purtroppo dopo
dopo la sconfitta interna contro l'Ascoli, la squadra ha mancato un match salvezza. Adesso il cammino si complica. Da quello che ho letto e da quello che ho visto si è trattato di un mezzo suicidio, perché il gol dell'Ascoli è arrivato nel momento in cui la difesa rossoblu si è aperta inspiegabilmente, lasciando via libera Scamacca per realizzare il gol decisivo. Dicevo, tutto si complica, ci sono ancora 6 giornate, ma ci sarà da sprintare e da cambiare marcia. Dispiace perché dopo la pausa in seguito all'epidemia il Cosenza aveva ripreso a vincere e la cosa ci aveva fatto piacere. È vero. Torino, senti, dimmi qualcosina sulla regina, questa regina del presidente Gallo, dell'amico Mimmo Toscano. Beh, sai, hanno preso Menez, sono su Charpentier. Quando è arrivato Gallo è arrivata la manna dal cielo sul deserto del calcio a Reggio, perché la famiglia Praticò aveva fatto tanti sacrifici ma non aveva grandi risorse economiche, ha salvato il calcio a Reggio ma poi si aspettava che venisse qualcuno, questo qualcuno è sbucato e Gallo, ironia della sorte, doveva prendere la San Benedettese, venne convinto in extremis a prendere la regina, è arrivato e ha fatto dei fatti, in 1 anno e mezzo ha fatto una qualificazione ai playoff l'anno scorso. Voleva andare in B e ci è riuscito al primo colpo e adesso coltiva anche altre ambizioni. E alcuni movimenti di mercato dicono che queste ambizioni poggiano su basi concrete. Vabbè, hanno già preso Menez, sono su Carnesecchi, il portiere della scuola Atalanta che sta giocando a Trapani, un gran bel portiere. Insomma... Sì, vorrebbero prendere Charpentier dell'Avellino, ma è probabile che prima venga preso da una società di Serie A che potrebbe girarlo in prestito. Ma sai, parlare di mercato in questo periodo è molto... No, voglio dire, nel senso che Gallo sulle ali dell'entusiasmo cercherà di accontentare, voglio dire, sia il mister Toscano che tutta la tifoseria, perché ormai è stata fatta una bella promozione, quindi al primo anno... Sì, diciamo che è tornato l'entusiasmo, adesso si tratta di stare con i piedi per terra, perché la B è un campionato tremendo, difficile, massacrante. Non bisogna pensare che tutto sarà facile, nessuno ti mette il tappeto nel calcio, nessuno ti fa l'inchino, c'è da sudare e da stringere i denti. Ok, allora grazie Tonino per essere intervenuto qui con il replay, grazie e buon lavoro, grazie per la disponibilità, Franco, grazie. E allora io, Antonio, poi commenteremo quello che ha detto testé Tonino Raffa, una vita appunto in Rai. Ormai è finito, Chiuzzi miracoli non può farne, accettiamo la Serie C, speriamo che Guarascio vada via, speriamo di vedere Guarascio qui da voi al replay, caro Franco, molti sono quelli che ci chiedono praticamente un'ospitata di Guarascio, noi gliela facciamo, l'invito glielo facciamo quando desidera venire il presidente Guarascio a chiarire la sua posizione, una volta che il Cosenza si sarà salvato, come tutti si augurano, magari sarà retrocesso, a parlare di quelli che saranno gli obiettivi, se vuole rimanere, se desidera restare al suo posto, se desidera passare la mano, quelle che saranno praticamente le intenzioni per il futuro. Altri messaggi: Chiuzzi ha fatto 7 punti in 4 giornate, Braglia 1 punto in 6 giornate sospensive, ormai è finita, miracoli non ne possiamo fare. Mister Occhiuzzi purtroppo è stato nelle 2 partite una delusione, ultima formazione poco offensiva con cambi tardivi, vedi assensi, sballati, vedi corsi, leggo testuale, peccato ci voleva più coraggio e meno lavagna, firmato Mario Scarlato. Questo è un tifoso che praticamente si è anche firmato. Un anno iniziato male, dal ritiro, non fatto, con pochissimi giocatori, nemmeno in eccellenza, alla spicciolata, giocatori troppo vecchi e reduci da infortuni. Peccato se si retrocederà, via tutti, giocatori, staff, presidenza. Antonio Claus, mi pare che insomma l'ambiente, hai sentito il tono dei messaggi. Io devo fare i complimenti all'amico, a proposito, il collega Andrea Marotta, perché sul Cosenza Channel ho letto un fondo, non so se ieri o l'altro ieri, veramente ha detto delle cose interessanti ricordando anche il passato. Io credo che il successo più grande della città di Cosenza non sia tanto quello di dire a Guarascio vai via, basta, ma quello di riuscire a convincerlo a portarsi, anzi a sintonizzarsi sulle ambizioni che ha la piazza, sulla voglia di calcio che ha la piazza e sulla passione che ha la piazza. Ecco, queste situazioni qua, non da oggi, chi segue Cosenza Channel lo sa benissimo, chi segue quello che scrivo lo sa benissimo, le sbandieremo forse da quando c'era il mister al timone del Cosenza. Il secondo allenatore dell'Era Guarascio. Da 10 anni. Quindi
Franco, non mi stai dicendo nulla di nuovo. No, io ne sto leggendo i messaggi Dico, non che stiamo dicendo nulla di nuovo. Oggi perché c'è, come dire, questa, non dico volontà perché sarebbe brutto dirlo, questa disaffezione nei confronti del Presidente, perché i risultati non arrivano. Però oggi, rispetto a quello che c'era 2 anni fa, l'anno scorso, 3 anni fa, non è cambiato nulla. A livello di programmazione, niente. Evidenziamolo. Quello che a Guarascio viene contestato è chiaramente un non riuscire a vedere oltre il 30 giugno di qualsiasi anno esso sia. B, quello di non riuscire a capire e far suo l'amore che questa gente ha per la propria squadra. Non sono bastati i 20.000 del Sud Tirol, gli incassi dello scorso campionato, le presenze dell'anno scorso e di quest'anno. Purtroppo qualcosina si è incrinata e il Presidente deve prenderne atto. Io non sono tra quelli che dice Guarascio vai via, no, non lo dirò mai, soprattutto in mancanza di una figura... O di un'alternativa. Sì, di un'alternativa valida quanto Guarascio, perlomeno. Però al Presidente io mi sento di chiedere sicuramente di fare un mea culpa, perché non dimentichiamoci che quando il Presidente dice non mi addebito nulla di quello che è successo quest'anno, non fa altro che irrigidire ancora di più la piazza, perché sono dichiarazioni un po', come dire, arroganti, Franco, passami il termine, perché nel momento in cui c'è qualcuno che sbaglia, e qui probabilmente se il Cosenza è penultimo in classifica, gli errori ne sono stati commessi a tutti i livelli, vuol dire che chi è al vertice della piramide, anche solo aver sbagliato ad indicare alcune pedine, qualche errore l'ha fatto. Quindi dire che io, Presidente Guarascio, sono esente da colpe, no, caro Presidente, non è così. Gianluca Gagliardi, avete sentito Torino Raffa, il passaggio sul Cosenza, sul Crotone, poi apriremo dopo con la collega di Crotone e Claudio Berlingeri. Premesso che stiamo capitolo a parte. Stiamo facendo un funerale senza il morto ancora, pertanto io non sono così pessimista, continuo ad essere ottimista su una possibilità che il calendario ti concede e che il Cosenza si dovrà giocare. Noi stiamo leggendo i messaggi che arrivano tramite WhatsApp, ci mancherebbe, no, ma è una mia opinione. opinione. Antonio Claudio della sua e tu della tua, ci mancherebbe altro. Si sta analizzando Io faccio un discorso un po' più ampio, Franco. Sì, si sta analizzando il momento. Tu che fai calcio da tantissimi anni, sai benissimo che ci sono degli step nella formazione di una squadra, di un gruppo, di una società. Dopo 9 anni questi step non è una sorpresa, non sono stati mai stati fatti con giudizio, con programmazione, con la costruzione che ha i suoi tempi obbligatori. È vero che oggi il calcio ha subito dei cambiamenti, non ci sono più i padroni tifosi delle squadre, si ragiona tutto con il dio denaro, meno passione, eccetera, eccetera. Però quando ne hai l'opportunità, specialmente con un progetto tecnico che va avanti per 2 stagioni, quindi la possibilità con lo stesso tecnico di poter programmare, scegliere e costruire in funzione del campionato che vuoi andare a fare, quindi a giugno devi avere un'idea di squadra, a luglio devi andare in ritiro con una squadra o comunque con il 75-80% di quella squadra, alla quale vai a trasferire la tua filosofia, le tue regole comportamentali dentro e fuori dal campo, in modo tale che Pierini a ottobre non c'è più a Cosenza, per esempio, e non si inventa nulla, stiamo parlando dell'ovvio. La partita... Poi parleremo anche del caso Canutè, Antonio. Certo. La partita invece è la programmazione di quello che sia stato fatto in settimana, cioè il finale di una settimana di lavoro, ma è l'ultima delle cose più importanti. A monte c'è bisogno di una programmazione, c'è bisogno di un'idea di quella che vuoi fare, ecco, nella vita e quindi nel tuo campionato e poi tutto il resto viene a seguire, insomma, a seguire. Antonio, volevi tu prima intervenire? Sì, poi volevo aggiungere... siccome ci scrivono sul caso Canutè non si è capito, in effetti poi lo devi spiegare ai nostri telespettatori. Allora, partiamo dal caso Canutè. Dal caso Canutè, prima di andare in pubblicità. Perché il caso Canutè si somma a tanti altri piccoli casi, come ad esempio come quello dei procuratori, degli arbitri in cui Guarascio parte incendiario e fiero e poi deve fare un dietrofront clamoroso. A proposito, mi hanno scritto, dice, ma non era il caso che di Battista, l'arbitro praticamente che aveva annullato il gol al Cosenza contro il Crotone, fosse invece mandato a calcio, cioè non era il caso che arrivasse Di Battista a dirigere questa partita?
quello bisogna chiederlo all'AIA. All'AIA, bravo. Cioè, non ci vogliamo entrare. Non certo. Noi dal punto di vista della statistica diciamo che ha arbitrato Cosenza Crotone, sappiamo Male, quello che è Cosenza successo. Ascoli, E discretamente. poi c'è stata quella dichiarazione del presidente Guaraccio che è tornato sui suoi passi, tu mi pare di l'avete scritto voi. Sì, è stata una sorta di patteggiamento. L'ha scritto Pippo Gatto su nuovocosenza.com, che l'hanno scritto tutti. Sì, c'è stata una sorta di patteggiamento con la procura per evitare poi il Benissimo. deferimento. Canutè. Il caso Canutè, il Cosenza ha ragione, nel senso che il Cosenza ha ragione secondo quello che i legali del Cosenza hanno evidenziato al presidente e al direttore sportivo Trinchero, nel senso che siccome il calciatore era in prestito al Cosenza, il quale Cosenza vantava prestito dal Pescara. Sì, un diritto di riscatto dal club biancazzurro a circa 4 milioni e mezzo, allora il prestito era da considerarsi automaticamente prolungato. Con opzione c'era pure. C'era la controopzione del Pescara, prolungato fino al 31 agosto. Ecco perché il Cosenza si è irrigidito molto, si è irritato per la volontà del calciatore invece di concludere al 30 giugno la sua avventura al San Vito Gigi Marulla. Di questo, caro Franco, abbiamo dato notizia, ma ufficialmente il Cosenza non ha comunicato nulla. Ufficialmente ne ha parlato Sebastiani. Ne ha parlato Sebastiani. Il presidente del Pescara in una sua dichiarazione, ma dal Cosenza non è uscito nulla. Occhiuzzi, a precisa domanda tramite WhatsApp, poi nell'intervista letta che ha avuto mal di schiena, ne ho preso atto. È finita là, ha detto poi conto su chi giustamente è in campo alla rifinitura. Quindi anche su queste vicende sono tante piccole cose che purtroppo danno l'idea all'esterno che il Cosenza non abbia quel polso che i tifosi sperano di vedere al forza vertice. Politica, parli Forza tu all'interno politica, della Lega e dell'AIA, perché parlavamo di Abbattista prima. Certo, ma anche all'interno della società stessa. Se un calciatore, caro Franco, va via e dice va a curarsi fuori 1, 2, 3, 4 volte, un calciatore non torna a Cosenza, un calciatore chiude anzitempo la propria avventura in riva al Crati, che era il suo diritto, attenzione. Prego, mister Gagliardi. Perché secondo me stiamo eludendo un po' il discorso. No. Nel senso, Canutè era uno di quelli, dei tanti che erano a scadenza, Sì. o No, bisognava, No, Canutè, il Cosenza vantava nei confronti di Canutè un diritto di riscatto. C'era l'opzione, ecco. Se un club vanta un diritto di riscatto nei confronti di un calciatore entro il 30 giugno, esatto. questo prestito è da intendersi prorogato automaticamente entro il 31 agosto. Non è come un prestito secco che il va 1° luglio puoi fare quello che vuoi. Quindi il Cosenza si sta tutelando. Vabbè, è normale che si tuteli, su questo Guaraccio ha ragione. Guaraccio ha ragione su questo, è normale che si tuteli, perché c'è l'opzione e la controopzione, quindi lui non ha aspettato il discorso che finiva al 31 questo passaggio allora va questo messo è un passaggio in chiaro, importante, la società penso che si stia muovendo, per carità, non c'è un discorso ufficiale, ma da quello che ci risulta dai rumors è giusto che praticamente si muova, perché oltretutto sei stato penalizzato anche a livello numerico, a livello praticamente di un giocatore come Canutè, che in questo momento a centrocampo ti avrebbe fatto, come dire, comodo alla grande. Andiamo subito in pubblicità, poi c'è un'altra sorpresa. Diamo la linea subito appunto a Luca Chito, restate con noi, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ok, allora rieccoci insieme per la seconda parte di replay per questo lunedì 6 luglio 2020. Stavamo parlando del Cosenza e abbiamo una bella sorpresa. Aladino Valotti, buon pomeriggio Aladino. Pronto Aladino, ci senti? Un po' distante, però sento. Benissimo, dovremmo avere il fermo immagini di Aladino, io spero di avvicinarmi qui al microfono. Grazie intanto per aver accettato l'invito Aladino, si parlava un po', stava parlando l'amico Antonio Clauso di Cosenza Channel, c'è il mister Gianluca Gagliardi del Cosenza, di questo periodo un po' particolare, di questo match point contro l'Ascoli che è stato buttato purtroppo alle ortiche, in precedenza c'era stato il pari interno con il Trapani. Mi date il fermo immagine di Valotti per cortesia? Dovremmo averlo, grazie. È una situazione che ha visto dopo questa sconfitta, caro Aladino, il Cosenza al penultimo posto in classifica, ora rimangono 6 giornate. Come la inquadri tu la situazione? Tu ci hai lavorato con Guaraccio, prima da giocatore, poi hai lavorato come direttore sportivo qui a Cosenza. Sì, sicuramente
dispiace vedere Cosenza questa posizione di classifica. Cosenza quest'anno secondo me ha avuto sicuramente qualche problema, ma parecchie gare, parecchie partite gli ha girata anche un po' male. Quella dell'altra sera sicuramente è stata un'occasione persa contro una squadra secondo me che era alla portata. Il Cosenza ha cercato di fare la partita, però purtroppo non è riuscito a portare via il risultato positivo e ahimè ha compromesso forse un pochettino la situazione. Per il momento penso che insomma mancano ancora, mi sembra, 6 partite, il campionato è ancora lungo. Cosenza bisogna che rifaccia prestazioni come quelle di Cremona o quelle che ha fatto spesso insomma in trasferta, per cui è una squadra più da trasferta in effetti questo Cosenza, perché quando deve giocare in casa, mancando il facitore di gioco, uno come Palmiero per esempio, ha difficoltà in casa, l'abbiamo visto per tutto l'anno. Se dovessi dare un consiglio tu al presidente, ad Occhiuzzi, per queste ultime 6 partite, cosa ti sentiresti di dire, caro Ladino, visto che sei così legato come Bortolomutti, che ho sentito l'altra sera proprio a Rai Sport dopo le partite del venerdì, era molto affranto, era molto dispiaciuto. Ma consigli si fa fatica a darne non vivendo quello che è le situazioni, le emozioni dallo spogliatoio. Anche io come tifoso del Cosenza, che mi sento veramente molto legato e vicino, penso che bisogna provare a mettersi alle spalle quella che è stata la partita dell'altra sera, anche se non sarà facile, e provare a rigiocarcela ancora tutta. Ci abbiamo subito fra 6 giorni un'altra partita e bisogna cercare di andare ad affrontarla al meglio, come ho detto prima, come Cosenza. Sì, contro lo Spezia venerdì sera, è vero, in trasferta. Esatto, e io sono convinto che possa andare là e provare a giocarsela. Bisogna andare con tanta rabbia in corpo, secondo me con l'umiltà giusta, perché non bisogna andare assolutamente presuntuosi, anche perché non possono essere presuntuosi, bisogna andare come si suol dire con le orecchie basse, ma con la cattiveria agonistica giusta, la cattiveria agonistica da veri lupi, e sono convinto che possono andare a ottenere il risultato, perché può succedere di tutto in questa fase di campionato dove non siamo abituati nessuno a giocare così tante partite a ridosso. Secondo me può succedere ancora di tutto. L'allenatore deve essere bravo a trovare le soluzioni tattiche giuste per affrontare lo Spezia, che è una squadra che sta facendo un grandissimo campionato, però non c'è da aver paura, bisogna provare a giocarsele fino in fondo le partite. Con le unghie e con i denti. Sentiamo il collega Antonio Clausi che ti vuole porre una domanda. Vai Antonio. Ciao Aladino, innanzitutto. Pronto? Aladino? Sì. Ciao, sono Antonio. Ciao Antonio. Io leggo da più parti che ti segnalano in diverse squadre, ma che cosa ci puoi dire sul tuo futuro? C'era anche un discorso con la primavera del Napoli, sotto il giovanile dei partenopei. Sì, non ti nascondo che è un periodo che sono fermo, c'è una grande voglia di ricominciare. C'è un discorso legato anche alla primavera del Napoli. Io ho sempre lavorato con i grandi, però c'è un grande rapporto di amicizia con Cristiano Giuntoli e mi ha chiesto insomma se potevo dare la disponibilità. Stiamo valutando e vediamo. Come ho detto, a me sarebbe piaciuto provare a lavorare ancora con i grandi, però non nascondo che questa potrebbe essere un'opportunità diversa e perché no, magari provare anche a fare questa esperienza. Come ho detto all'inizio, una gran voglia di cominciare e mi dispiace. 2 anni fa ho perso la finale per andare in Serie A e oggi sono qui ancora in attesa. Questa è la verità, per cui insomma, stiamo cercando di valutare l'occasione giusta e che arrivi il prima possibile. Aladino, qualcosa sul Crotone per chiudere, me la dici? Lanciatissimo verso la Serie A e venerdì sera ci sarà questo scontro a Cittadella da far tremare i polsi. Sì, il Crotone è una squadra che sta giocando bene, è partito magari un pochettino a singhiozzo, poi ha trovato
dei meccanismi giusti, una giusta organizzazione, un allenatore bravo che conosco bene, è stato anche un mio compagno di squadra. Come no, avete giocato insieme, sì, con Giovannino Strò. Esatto, è un allenatore Caparbio, un allenatore che conosce la categoria in un ambiente societario dove non lo dico io, ma oramai sono anni che fanno le cose nel modo giusto e trovano sempre insomma, il bandolo della matassa, e penso che quest'anno possa essere una candidata alla promozione diretta. C'è Gianluca Gagliardi, il mister, che ti vuole salutare. Vai Gianluca. Intanto saluto il direttore che ho avuto il piacere di conoscere e mi ha lasciato un ricordo di professionista e persona per bene. Che campionato è questo, direttore? Nella Serie B. Sì, innanzitutto ti saluto anche io, ciao Gianluca, ciao mister. Campionato che poteva sembrare il solito campionato di Serie B, incerto in tutte le posizioni di classifica, e adesso ahimè sta uscendo un campionato ancora più particolare, avvincente, strano e imprevedibile, perché questo succede anche in Serie A d'altronde, insomma, mettere alla prova partite ogni 3 o 4 giorni non è sicuramente una cosa semplice, facile, e soprattutto è una novità, per cui bisognerà tenere in considerazione anche tanti altri fattori che non siamo abituati magari a considerare, quali il recupero, gli infortuni, l'alimentazione, insomma tante cose che oggi bisogna stare molto attenti a non sottovalutare. Grazie Aladino per essere intervenuto, grazie della disponibilità. Speriamo di risentirci presto. Ciao Aladino. Sicuramente. Grazie, buon lavoro, in bocca al lupo per il futuro. Allora, prima di commentare quello che ha detto Aladino Valotti, io vado a leggere qualche altro messaggio perché ne arrivano tantissimi. Ecco qua. Dunque per Antonio ce ne sono molti di messaggi, dice: non è finita, la Juve stabile a 5 punti, abbiamo lo sconto diretto in casa, giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Dice: una domanda per Antonio Clausi, il Cosenza Calcio col budget è quasi simile a quello del Cittadella, dicono alcuni tifosi, non l'ha mai voluto copiare il modello e il progetto Cittadella, comprando i migliori giocatori di Lega Pro e aggiungendo 4-5 giocatori di esperienza di cadetteria. Vorrei rispondere io qui che il Cittadella ha preso i giocatori che erano tutti quelli del Pordenone, in effetti, perché poi praticamente li ha passati al Pordenone, hanno fatto praticamente un dai e vai. È un discorso un po' più aspetta, articolato. aggiungendo 4-5 giocatori di esperienza in cadetteria, è colpa del signor Braglia che non voleva giocatori di categoria inferiore, del presidente della società, non è finita, l'abbiamo letto. Mi chiede sempre come mai nessun imprenditore vuole rilevare il Cosenza. Catanzaro e Regina hanno trovato l'imprenditore giusto, adatto per le loro società, il Cosenza no. Bravo Antonio Clausi, e condivide in pieno quanto detto sulla società. Braglia, Pillono, Chiuzzi, e ogni partita però una formazione diversa. Vi dice qualcosa, caro Clausi? Voi non credete che anche voi giornalisti dall'inizio avreste dovuto martellare la società del Cosenza Calcio e dire che non si poteva fare questo progetto con soli 10 giocatori? Allora io vorrei praticamente rispondere a questo signore, rispondo io, perché gli farò sentire nelle prossime occasioni con un collage delle mie trasmissioni e degli articoli del Corriere dello Sport, per quanto mi riguarda più quelli di Cosenza Già, quello che è stato detto praticamente alla società già all'epoca, erano con Aldo Cennamo, che saluto affettuosamente, quello che dicevamo in tempi non sospetti, forse lo scorso anno di questi tempi, quindi rispondo a questo amico. Abbiamo una telefonata da Crotone, mi pare, no? Abbiamo la collega Claudia Berlinceri, introduciamo subito il Crotone e poi diamo la risposta a questi amici e andiamo a parlare anche di quello che ha detto sia sul Cosenza che sul Crotone Aladino Valotti. Claudia, buon pomeriggio, grazie per aver accettato l'invito. Buon pomeriggio caro Franco, buon pomeriggio ai tuoi ospiti e a chi vi ascolta da casa. Sì, grazie Claudia per essere intervenuta. Che aria si respira lì a Crotone? Beh, sicuramente la vittoria netta sul Benevento ha ridato fiducia, non che fosse mancata prima, però riprendi il campionato con 3 pareggi consecutivi e ad Ascoli ti fai riprendere, a Perugia con un uomo in più non riesci a buttarla dentro, quindi un po', insomma, un po' di rammarico c'è stato, però insomma il big match col Benevento, anche perché insomma i campani freschi di promozione
emozioni sono arrivati un po', diciamo, storditi qui all'uscita, per cui le motivazioni sicuramente hanno fatto la differenza in una partita che è stata dominata dal Crotone. Infatti Cordaz non è mai stato realmente chiamato in causa, per cui insomma sicuramente più 3 punti dal Cittadella e Pordenone e dirette inseguitrici insomma danno quella fiducia in più per questo rush finale. Diciamo che ormai tutto l'ambiente di Crotone crede a questo salto in Serie A in maniera diretta, perché ormai il Crotone ha 3 punti di vantaggio sul Cittadella. Bisognerà poi, ovviamente, quello che dicevamo con Aladino Valotti prima, superare questo scoglio in Veneto di venerdì alle ore 21, mi pare, no? Contro il Cittadella. Assolutamente sì, venerdì sera ci sarà, diciamo, un po' questa prova alla quale sarà chiamato il Crotone, e insomma lì bisognerà confermare la prestazione e il risultato che si è ottenuto col Benevento, un altro scontro diretto, anche se poi ce ne saranno un altro paio, successivamente arriverà il Pordenone qui all'uscita, poi la penultima ci sarà lo scontro col Frosinone, per cui insomma ancora è lunga la strada, però ecco, già col Cittadella si può mettere una bella distanza con le dirette inseguitrici. Ci sarà, dici tu, ci potrebbe essere un'ipoteca importante. Antonio Closi per la nostra Claudia Berlingeri. Ciao Claudia, io ti vorrei chiedere se in Veneto firmereste per un pareggio. Guarda, al momento ti direi no, nel senso che conoscendo la mentalità dell'allenatore, il modo in cui sta giocando la squadra. È caduta la linea. Va bene, in attesa di riprendere la linea con Claudia Berlingeri, vediamo un attimo allora. Dunque, una sola parola, Guarascio, vabbè, Guarascio vattene, Guarascio vai via, insomma sempre le solite cose, è un momento particolare purtroppo. A Spezia, Comperina, Casasola, Idda, Capella, Ligitro, Bittante, Baez, Bro, Brucini, Riviera, non le ha ancora perdute, eravamo messi male a settembre, lo eravamo ai primi di marzo, prima del lockdown, lo siamo tuttora dopo il lockdown, ma la matematica non ci condanna, forse Cosenza. Braglia, secondo noi, questi sono altri tifosi, è l'unico responsabile di questa situazione, ha rovinato lo spogliatoio, ha confuso i giocatori cambiando 10 moduli, approfittando di mister Gagliardi in studio, molto competente. Perché non chiedete cosa rispose Guarascio quando lui chiese un acquisto che sostituisse degnamente Arcidiacono, roba di 8 anni fa, no? Dopo la sua squalifica, ecco, già all'epoca conoscemmo il vero Guarascio, già all'epoca avremmo dovuto... Piero Scalzo, la risposta su Arcidiacono? Sì, facciamo la risposta è quella, e purtroppo è una storia che si ripete, nel senso che non è colpa di Guarascio questa situazione, io vado controcorrente, nel senso che... C'hai un minuto che poi abbiamo Claudia. Il Guarascio di quest'anno e il Guarascio del 2012, con lo stesso modo di pensare, sono cambiati gli interpreti, non ci sono più gli attori che ragionano con il cuore, con l'affetto, con la bandiera in mano, ma gente probabilmente che se gli dai ti dà, se non gli dai ti saluta. Claudia, ti abbiamo recuperato. È caduta la linea. Sì, allora stavi dicendo al momento il pari no, mi pare che era questa la risposta, no? Poi è caduta la linea. Sì, al momento il pari no, perché ormai siamo abituati dall'anno scorso a vedere la squadra di Stroppa che quando riprende, anche dopo la pausa natalizia, dopo il ritiro estivo, andare a rilento, ma poi quando ritrova la forma davvero come prima del lockdown aveva ottenuto 4 risultati utili consecutivi, ecco, ora si spera che la vittoria col Benevento possa dare un seguito come quello prima del precedente al lockdown, per cui ecco, sicuramente in uno scontro così importante, diretto per la promozione nella massima serie, sicuramente al momento non firmerei per un pareggio. È chiaro che poi se la partita si dovesse mettere espulsione per il Crotone, insomma... vabbè, è normale, poi ogni gara ha una sua storia, giustamente. Senti, prima di chiudere, Claudia, una domanda da parte di mister Gagliardi. Sì, salve, buonasera. Sì, buonasera. Allora, la settimana scorsa, parlando con mister Somma, ci trovammo d'accordo anche sul Crotone nel sostenere che come squadra non è inferiore al Benevento, almeno come 11 di base. In funzione di questo le voglio chiedere, secondo lei il Crotone sta facendo il campionato che è nelle sue corde oppure... poteva e si doveva fare qualcosa in più? Ma guarda, io credo che il Crotone, come tutte le squadre, abbia bisogno di un po' di tempo per riprendere, per ricominciare. È chiaro che poi se la partita si dovesse mettere espulsione per il Crotone, non firmerei per un pareggio. È chiaro che poi se la partita si dovesse mettere
Sicuramente in alcuni momenti avrebbe potuto fare meglio, però il Crotone è secondo in classifica, per cui è il campionato che la società voleva e che vorrebbe insomma portare da qui fino alla fine, per cui sicuramente il mister sta rispecchiando in campo quello che ha chiesto la società. Però insomma la risposta completa la potrò dare alla fine del campionato in base al risultato finale, quindi se il Crotone andrà o non andrà in Serie A, insomma. Claudio, ti do subito una notizia. Sebastiano, presidente del Pescara, abbiamo esonerato mister Le Grottaglie. Parlerò prima con la squadra, probabilmente si parla di un suo successore, si parla di Sottile. Antonio, poi eventualmente ritorniamo su questa notizia che abbiamo dato. È l'allenatore del Pescara. È l'allenatore del Pescara, infatti, è arrivata adesso questa notizia che hanno appena battuto le agenzie e allora non c'è più Le Grottaglie a Pescara, è arrivato Sottile. Grazie Claudio, in bocca al lupo, salutaci gli amici di Crotone. Crepi, grazie e buon proseguimento. Ok, grazie a te. Allora, Antonio Claudio, hai visto quante belle domande Quante che sono belle parole verso il presidente. Vabbè, io per carità di Dio, c'è un WhatsApp, le persone certo. che si comportano in maniera civile, tranquilla, leggiamo tutto quello che c'è da leggere, critiche costruttive per carità, poi si parla dei dati di fatto, il Cosenza è penultimo in classifica. Volevo rispondere Ci sono all'ascoltatore che diceva del mercato simile a quello del Cittadella, eccetera, eccetera. Sì. La cosa è un po' più articolata a mio avviso, perché sono diverse le piazze. Perché nel momento in cui... Lì c'è un settore giovanile che fa paura, il Cittadella. Ma a parte il settore giovanile, le dinamiche del calciomercato e della risposta che poi darebbe una piazza come Cittadello, come Cosenza. Giusto. Nel senso che se dopo il campionato dello scorso anno, quindi dove chiaramente la tifoseria si aspetta di alzare un minimo l'asticella o anche di mantenerla uguale, il Cosenza si fosse presentato con dei calciatori, seppur validi provenienti dalla Serie C, io credo che non ci sarebbe stato il favore da parte della piazza, cosa che invece a Cittadella esiste da sempre, perché lo è per questioni temperamentali, è una piazza meno calda rispetto a Cosenza, con pressioni totalmente differenti. Ecco perché un direttore sportivo che comunque a Cittadella, Marchetti c'è. Esatto, è lì da tantissimi anni, e quindi conosce l'ambiente, conosce la piazza, è un tutt'uno con la proprietà, sa quello che può spendere, sa quello che può dare e quindi concentra il proprio lavoro esclusivamente su una ricerca di giovani, magari o calciatori meno giovani ma validi, provenienti dalle categorie inferiori. Questo discorso io credo che a Cosenza non sarebbe minimamente accolto dal favore della tifoseria e nemmeno dal nostro fango. Poi faccio rispondere a Gianluca Gagliardi. La Serie B, altri tifosi scrivono, si è persa secondo noi alla campagna di riparazione di gennaio, si è rinforzato l'attacco con molti esterni e non si è intervenuti per migliorare la difesa che oggi è composta da calciatori che a nostro avviso non sono da Serie B. Buon pomeriggio a tutti da parte di, si firma, Massimo Dionesalvi, che salutiamo. Gianluca Gagliardi. Ma io, Franco, farei un discorso sempre ad più ampio allargato, raggio, sì, più allargato. Nel senso che no, io mi prima del lockdown, io mi limito a leggere i WhatsApp che arrivano naturalmente. Sì, prima del lockdown la classifica del Cosenza era questa, se non peggiore di questa, sì. no? Dal punto di vista numerico. Forse era In funzione di questo, forse era peggiore. Quindi in funzione di questo dovremmo Prossima essere... settimana metterò a confronto prima del lockdown e dopo il lockdown. Eravamo a 9 punti, io Farò mi ricordo vedere questo, oggi siamo a 6 punti. Sì, sì. Numericamente è questo. Poi Sì. la penultima posizione ti fa andare un Tu po'... hai fatto 4 partite, 7 punti. Esatto. Cosa voglio dire? Che la fotografia del campionato del Cosenza è stato questo. Speravamo e si spera, perché comunque inizialmente l'entusiasmo anche portato dalla gioventù dell'allenatore ha portato dei risultati positivi. Qua ogni partita è fondamentale, non è che Ascoli, come ho sentito prima e noi ne abbiamo discusso, attenzione, non è là, è tutte le partite hanno una storia a sé. Però non mi hai spiegato tecnicamente, dal punto di vista tecnico-tattico, quello che è successo nell'azione del gol dell'Ascoli. Lo vuoi spiegare che ce lo chiedono in tanti? Guarda, sì, te lo dico volentieri perché... ogni tanto, non facci capire, esponiti, non fare il politico.
Tra una cosa e un'altra, anche mangiando, ho avuto Ti è questo rimasto un pensiero, po' sì, perché sapevo che mi facevi questa domanda. Ho fatto il fermo immagine più volte. Allora, là è un Aspetta, insieme... ci dicono sì. che dobbiamo andare in pubblicità. Va bene. Hai tutto il tempo per riflettere questi 2 o 3 minutini di pubblicità, poi ci pensi, un sospiro di sollievo e poi vai con la risposta. Pubblicità, restate con noi, grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. E allora terza parte di replay. Allora Antonio, arrivano tantissimi messaggi, ti ho fatti anche vedere. C'è la tifoseria insoddisfatta e amareggiata, l'abbiamo detto, c'è qualche altro come un presidente di una società sportiva che si chiama Mario Gagliardi. Ci vorrei chiedere al ministro Chiuzzi come si può fare una sostituzione quando la squadra è in svantaggio e schierare un terzino anziché dei veri attaccanti. Non è che la società vuole retrocedere per il discorso del paracadute perché gli conviene. Non prendiamo in giro la squadra per bisogno, ma c'è bisogno, lo ripeto, schierare solo chi merita. Mi pare che Chiuzzi abbia un po' il polso della situazione e naturalmente fa giocare chi effettivamente durante la settimana dimostra di essere all'altezza di una partita, no Antonio? No, ma assolutamente sì, lui ha più volte dichiarato che non vuole avere Però ha fatto 11. una dichiarazione, Chiuzzi, io mi auguro di averlo qui quanto prima, ha detto la squadra sta bene sia fisicamente prima dell'Ascoli che mentalmente. Certo. Allora a posteriori, ve la faccio a tutte e due, l'avete visto una squadra che mentalmente e fisicamente stava bene? Ma guarda, fino al gol dell'Ascoli... Per un'ora? Un'ora. Benissimo, un'ora. Allora, per chiudere, sì, una cosa. Occhiuzzi ha sostenuto più volte che lui non fa affidamento su 11 calciatori, bensì su 25. È lodevole da parte dell'allenatore voler tenere unito il gruppo e puntare un po' su tutti. Però io credo che almeno in queste ultime 6 partite serva fare una piccola cernita, perché è evidente che alcuni calciatori non fanno al caso del Cosenza. Allora, mi vuoi dare la risposta sul gol che ha subito il Cosenza, che costerà quasi certamente il campionato? È inutile che ci nascondiamo dietro un dito, perché quella sconfitta purtroppo peserà tantissimo. Di vedere con le immagini arrivando... Allora, vediamo se Luca Chito ci ripropone il gol di Scamacca dell'Ascoli. Luca, per cortesia, così lo facciamo praticamente... e facciamo parlare a mister Gagliardi, se riusciamo a recuperare il gol dell'Ascoli. Nel frattempo io vi leggo qualche altro messaggio. Buonasera amici carissimi, complimenti per la trasmissione. Eccolo qua, eccolo qua, ce l'ha recuperato Luca, ecco. Ninkovic sulla palla, c'è Casasola a destra, vedi? Sì, l'abbiamo da 2 angolazioni. Partendo dall'inizio ero curioso di vedere perché ecco qua, fermo immagine, ecco qua. Monaco e Legittimo fossero tutte e due fuori in contrasto a Ninkovic. Premesso che va dato merito anche a un giocatore che dell'estero fa la sua forza, che Ninkovic, che comunque ha fatto passare quella palla tra 2 persone con uno scavetto non da Serie B. È un errore di singoli, perché c'è una postura sbagliata di chi è uscito sulla palla, c'è un errore di reparto perché gli esterni, Dorazio in un primo momento stringe facendo bene, poi si preoccupa dell'esterno e si allontana da Scamacca, mentre addirittura Casasola dalle spalle al compagno di reparto, quindi a un certo punto non lo vede più e guarda l'avversario, come in questo caso. Di conseguenza la linea va a benedirsi. Diciamo che c'è stato un eccesso di fiducia o comunque di rispetto verso l'avversario che potesse far passare questa palla tra 2 uomini, secondo me veramente al limite della misura della palla. Al limite, va bene, torniamo in studio. Dunque siamo quasi in chiusura. Buonasera, volevo sapere da voi, complimenti per la trasmissione, se si avrà la possibilità di poter andare allo stadio tra qualche settimana. Firmato Francesco. Hai notizie tu per caso del decreto Spadafora? C'è qualcosa che a me non risulta onestamente, ancora Francesco, a me non risulta. Magari nella prossima settimana ci sarà qualche apertura, però ad oggi non so nulla. Vorrei chiedere al signor Claus, siccome lo ha detto Zaccheroni da Franco Segreta al replay qualche settimana fa, era una domanda precisa, se volesse fare il direttore generale del Cosenza, rispose che il Cosenza Calcio può vivere in Serie B con un discorso di giovani importanti, comprando giocatori di categoria inferiori e aggiungendo 3 o 4 giocatori d'esperienza. Questo è il diktat di Zaccheroni. Siete d'accordo? Sono d'accordo se c'è un progetto, nel senso che se a questo progetto diventa un progetto di 4-5 anni dove può succedere che in una stagione c'è una retrocessione, allora è un conto.
però se bisogna fare un progetto di un anno e mezzo, 2 anni e cambiare allenatori, cambiare direttori, cambiare tutto, allora no, non esiste. Cioè Cittadella è Cittadella oggi perché... Ma era Cittadella anche ieri, Andiamo a vedere da quanti anni sono lì direttore e allenatore, caro Franco. Sì. Allora, questo di Klaus e Zaccheroni abbiamo detto, sono 8 anni che il signor Guarascio non investe nel Cosenza Calcio ma prende, questo vabbè sono dichiarazioni che fanno i tifosi, voi pensate che l'anno prossimo in Serie C farà lui la squadra per risalire, non ci crediamo affatto, allora siete degli illusi. No, io credo che innanzitutto, come diceva prima il mister, aspettiamo a cantare il De Profundis. Ah sì, questo sì, fin quando la matematica non condannerà poi è chiaro che mi auguro che sia una conditio sine qua non che il Cosenza si iscriva al campionato con l'obiettivo di tornare immediatamente in Serie B. E con un progetto naturalmente, no? Sarebbe ancora meglio. Ma i progetti si fanno con le persone che hanno un ruolo e che quel ruolo viene rispettato da chi comanda e soprattutto da rapporti. Quando si chiede giocatori di squadre importanti significa avere dei rapporti importanti con le società importanti e con i suoi poi rappresentanti del giocatore. Esatto, quello che se si inclinano rapporti un anno, il secondo, il terzo, alla lunga ti trovi solo nemici intorno. È difficile poi che la Lazio, la Roma, la Juve, chiunque esso sia, ti manda un giocatore. Ecco, la settimana scorsa abbiamo parlato di quelle del Trapano, no? Bravo, allora, di Carnesecchi, brava, era la domanda di Carnesecchi, preferisce andare a Trapani e non magari in un'altra città, oppure Koulibaly preferisce lasciare l'Udinese, e lo conoscevano benissimo anche Trinchera, per scegliere il Trapani e non magari il Cosenza. Non penso sia una questione di appeal, Franco. Va bene, Antonio Klaus? Ho detto tutto il mister. Vogliamo ritornare sul discorso appeal? Vabbè, lasciamo stare. E allora andiamo a vedere il prossimo turno, amici carissimi, perché arrivano tanti, abbiamo letto, ormai abbiamo capito qual è, abbiamo il posto della situazione di questa praticamente, come dire, di questa contestazione montante. Sì, praticamente latente. Sul web. Ormai praticamente c'è di tutto e di più e la gente è un po' così, ha gettato la spugna quasi, è molto, molto amareggiata, veramente tanto. Ma io dico una cosa, Franco. Mi stanno criticando pure a me, Franco. Ah sì? Sì, perché dici che ho difeso Guarascio, ma... Ah no, veramente a me non è arrivata questa. Vediamo se è arrivata adesso. Vediamo se le agenzie mi hanno passato dalla regia qualcosina, perché... Vediamo un attimino. Franco, posso permettermi di aggiungere una cosa? Allora sì, ma non mi avete risposto, questo è il signore di prima, che cosa c'entra far entrare Corsi nella squadra, uno come Corsi che sta perdendo, ci vogliamo prendere in giro, allora va bene così. Evidentemente Chiuzza ha ritenuto opportuno, signor Gagliardi, lei fa il presidente da quello che ho capito nella società di calcio, far entrare Corsi. Magari lei è d'accordo con me, non sarei stato d'accordo a far entrare Corsi, ma magari far entrare Baloui, magari far entrare Maciacci, magari far entrare qualcuno per dare una spinta più offensiva, l'ha ritenuto in quel modo far entrare Corsi, ma... Non siamo nella testa dell'allenatore, io faccio il giornalista, lei fa il presidente. Io voglio aggiungere una cosa, a prescindere se il Cosenza si salvi oppure no, sì. Okay? Cioè, quello che a me piacerebbe da giornalista e da tifoso è leggere nelle intenzioni del presidente un cambio completo. Difficile. Un cambio completo di prospettive. Cioè è quello che io vorrei, e lo ribadisco, l'ho già detto all'inizio, più che dire Guarascio vai via. Servirebbe che il presidente si portasse sulle posizioni della piazza, sulle ambizioni della piazza. Quello è il discorso. A me piace quando le persone si segnano con nome e cognome, fanno le domande, si assumono le loro responsabilità come ce le assumiamo sempre. Io da 40 anni mi assumo col Corriere dello Sport e qui a Teleeuropa mi sono assunto le responsabilità. Vorrei chiedere a mister Gagliardi, questo signore si chiama Michele Aita, lo salutiamo, non lo conosco. Mister Gagliardi, se non era il caso di inserire qualche elemento che saltasse l'uomo per creare la superiorità numerica dopo lo svantaggio. No, non lo so, queste sono valutazioni che, come hai detto tu, devi fare l'allenatore in pochi secondi e tenendo presente tante situazioni, chi aveva gamba, chi aveva ancora fiato, chi aveva cuore e tante altre componenti che il tifoso giustamente non considera ma che l'allenatore deve considerare. Io spezzo sempre e sono sempre pro Corsi al di là dell'aspetto tecnico perché è uno dei pochi che ha l'anima di quello che dovrebbe essere il Cosenza Calcio, quindi al di là dei limiti tecnici che ce l'hanno tutti perché non c'è nessuno. Vabbè, la difesa nostra insomma. Vado controcorrente Fabio e ti giro a te questa domanda. Prego. Quando gol ha fatto Baez in questo campionato? Quando ne ha fatte? 3, 4, 5? 3, 4. 3. È un giocatore da Serie B, non è uno che fa la differenza, non incide. Domenica, venerdì quando è stato? Venerdì sera.
le 3 occasioni più clamorose la Ode Baez, e per le qualità che ha il Però giocatore. ha delle buone qualità che le sta mettendo Ci mancherebbe in mostra, altro, ma la porta non la vede, Franco. E l'esterno di quello spessore ti deve portare a casa 7-8 punti, cosa che non ce l'ha. Allora, andiamo a vedere se ci sono in chiusura degli altri messaggini di WhatsApp. Se dovessimo malauguratamente retrocedere, lo sappiamo cosa ci aspetta con questa presidenza. 7º, 8º posto, non illudiamoci perché questo signore non cambierà mai. Se Guarascio dovesse restare deve programmare e fare una buona squadra, sborsare, se no è meglio vada via subito. Questo è il discorso che praticamente al quale abbiamo assistito oggi pomeriggio, questo malumore che c'è nella tifoseria. E allora, per quanto riguarda ancora Teleeuropa, eccolo qua, perché noi capiamo certe cose della società? No, sono sempre Mario Gagliardi, il presidente di quella cosa, perché alcune cose dice noi le capiamo, anche io da presidente, la società, l'allenatore no. Ma abbiamo visto tante persone avvicinarsi e poi sparire dal Cosenza. Dall'inizio ci sarà un perché, abbiamo benedetto, abbiamo probabilmente sottovalutato il lavoro di tante persone che in questi anni si sono intercambiate nel ruolo di direttore sportivo, ci hanno rubato un bel po' di punti, dice un altro tifoso. Sono prego, cose prego, vai a finire. No, sono cose che si ripetono. Io allora, giusto per mettere le cose in chiaro, qua non si tratta di fare il processo a Guarascio perché non ce ne torna niente a nessuno. Se vogliamo parlare del bene del Cosenza in questo momento, finché la matematica non ci condanna, dobbiamo parlare di calcio sostenendo il Cosenza, perché una partita può cambiare ancora la vita a tutti. Quindi, come è successo a Cremona, dove pochi pensavano successo al Cosenza, può succedere alla Spezia. Quindi ritorniamo con i piedi per terra e non ci facciamo prendere dall'angoscia già facendo un discorso. Benissimo, allora andiamo a vedere il prossimo turno. Scusami Franco e finisco, perché parlare di Guarascio sono d'accordo con te. Per me è riduttivo, perché scusatemi, io conosco Guarascio da 9 anni e Guarascio è sempre lo stesso. Benissimo, andiamo a vedere il prossimo turno. Tu ci hai lavorato, sei stato il secondo allenatore dopo Tommaso Napoli, quindi chi meglio di te, di Aristide Leonetti, dell'avvocato di Stefano Fiore e di tutti gli altri che si sono susseguiti dopo di voi, praticamente lo conoscono sicuramente meglio di noi. Allora, ecco il prossimo turno: Ascoli Salernitana, Benevento Venezia, Chievo Verona Trapani, Cittadella Crotone, di cui abbiamo parlato con la collega Berlingeri da Crotone appunto, Empoli Frosinone, Juve Stabia Entella, Livorno Cremonese, Pescara Perugia, Pordenone Pisa, Spezia Cosenza. Allora, Spezia Cosenza, Cittadella, giusto 2 parole, siamo in chiusura. Ci sono due partite che decideranno a mio avviso la griglia playoff: Cittadella Crotone ed Empoli Frosinone. Sono 2 partite davvero che possono cambiare il campionato di queste squadre. Tu dici Cittadella e Crotone, ne abbiamo già parlato. Empoli Frosinone, per quanto riguarda invece il discorso medio-alto però, Sì, medio-alto, perché l'Empoli cerca di andare anche nei playoff. Se il Frosinone non fa il risultato, caro Franco, il secondo posto la vedo dura. Sì, anche io la vedo dura adesso, figuriamoci dopo. Per quanto riguarda invece la zona salvezza? Ma parliamo del Cosenza, che è meglio. Lo Spezia, come si sottolineava prima, è un'ottima squadra da centrocampo a salire. Dietro, con anche l'assenza, leggevo, di Capradossi. Esatto. Lascia chiaramente degli spazi, perché i 3 attaccanti più i 3 centrocampisti che si inseriscono poi si espone troppo alle ripartenze. Pertanto, facendo le dovute... ci dobbiamo augurare che il Cosenza ripeta le prestazioni, perché può uscire con risultato positivo dalla Spezia e rimettersi in corsa. E ce lo auguriamo tutti, Antonio, che il Cosenza possa uscire da questo appunto inferno nel quale si è cacciato con queste 2 partite. Un punto, ne avevamo 6 a disposizione, il Cosenza ne aveva 6, ne ha portato a casa solamente 1, mentre il Crotone, in bocca al lupo al Crotone, che a Cittadella sarà un'altra gara vera, importante. Spettacolare. Perché non vedo squadre che si accontentano. Sono 2 squadre che giocano a calcio. Esatto. Sono 2 squadre che giocano. Antonio, 30 secondi per te, siamo in chiusura. No, io mi affido ad Asenso, a Rivière, mi affido a Carretta, mi affido all'attacco del Cosenza. Un attacco che non è da retrocessione e a cui dobbiamo
rivolgerci tutti per poter mantenere queste categorie. E io vi ringrazio, grazie a tutti gli amici che hanno partecipato con questi tantissimi WhatsApp e messaggi che sono arrivati oggi qui a Replay, grazie a Antonio Clauso di nuovo di Cosenza Chan. Grazie a te. E grazie a mister Grazie a te, Gagliardi. Franco, buonasera. Vorrei rivederti dopo lo Spezia qua. Quando vuoi, lo Ti sai prenoto che dopo lo Spezia, così possiamo parlare è un ampiamente piacere. di quello che sarà successo a Cittadella per il Crotone. Speriamo di parlare di calcio e non di Guarash. Benissimo, no, ma sono arrivati tantissimi messaggi, allora era doveroso da parte Ci nostra, da mancherebbe. parte della redazione, da parte della regia passare questi messaggi. Abbiamo dato un po' il polso della situazione, di quello che si vive in questo momento in città. Significa che abbiamo fatto risultato, capito Franco? Benissimo, bravo, bravo, bravo. Grazie da parte di Franco Saghetti è tutto. Allora io vi ricordo che non saremo lunedì con Replay, perché lunedì poi ci sarà un altro turno infrasettimanale, quindi il Benevento dovrà ospitare il Pordenone lunedì e il Cosenza ospiterà il Perugia di Cosmi. Quindi Replay ritornerà martedì 14 luglio se non vado errato, sempre alle ore 15. Spostiamo solamente di 24 ore la nostra trasmissione. Da parte di Franco Saghetti è tutto, arrivederci, restate con noi.